Comunico ai consiglieri, vi ho dato a disposizione di poter videoregistrare il Consiglio Comunale e ai giornalisti di fare le fotografie. Prego però che la videoregistrazione sia rivolta solo e esclusivamente ai consiglieri e non al pubblico. Grazie. Questa è la Costituzione, c'è la sottomano. Io anche il giornale scritto per regolamento. Ecco, esatto, sì, altrimenti ti vedo. Mi avevano preparato. Ah, perfetto, Va bene. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Lo giuro. Cari cittadini, prima di procedere all'ordine dei lavori di questo nuovo Consiglio Comunale, desidererei esprimere alcuni ringraziamenti. Non conosco le parole più adeguate per esprimere il più profondo e riconoscente sentimento di ringraziamento per il grande supporto che ci avete dimostrato durante la campagna elettorale e ancor di più per la sorprendente fiducia di cui ci avete fatto dono, affidandoci la guida di questo Comune. Voglio ringraziare tutte quelle persone che nelle diverse fasi che hanno visto nascere questa lista hanno creduto e partecipato alla formazione delle nostre liste. Desidero esprimere un particolare ringraziamento a Rolando Zaccagnino e Alex Polito, i rappresentanti della lista Camaggiore, che oltre ad essersi resi disponibili a ricoprire questo ruolo sono stati insostituibili sostenitori del nostro gruppo. Un ringraziamento speciale lo voglio esprimere alla mia famiglia che silenziosamente mi ha sostenuto nel grande lavoro che mi ha visto impegnato negli ultimi mesi. Grazie. E ora passiamo all'espletamento del punto dell'ordine del giorno. Come abbiamo sempre ribadito, durante la campagna elettorale il nostro progetto di gestione dell'amministrazione poggia su una struttura che vede impegnati tutti i componenti della nostra lista, dai candidati non eletti ai consiglieri delegati, dagli assessori e fino al sottoscritto. Questo nella prospettiva di un crescente coinvolgimento della popolazione del nostro comune attraverso le tante forme di partecipazione che abbiamo descritto nel nostro programma. Partiamo dalla carica di vice sindaco. Tradizionalmente la carica di vice sindaco è assegnata al consigliere comunale eletto più votato dai cittadini, ovvero nel caso di tornata elettorale Matteo Campanerut, di questa tornata elettorale. E allo stesso tempo è risaputo che tale carica, più di ogni altro assessorato, impone una presenza diurna più stabile tra le mura del municipio e una flessibilità maggiore a operare nel territorio. Per queste ragioni, e visto il manifestarsi di particolari quanto momentanee esigenze personali e lavorative, Matteo Campanerut ha deciso di rinunciare alla carica e dedicarsi a pieno titolo alle sue deleghe di assessore. Questo evidenzia il grande senso civico e responsabilità che ha sempre caratterizzato Matteo e denota un alto spirito di servizio. Vi annuncio quindi che la carica di vice sindaco sarà dunque ricoperta da una persona di altrettanto valore, Alessandro Coccolo. A metà della legislatura, e se Matteo lo riterrà una strada percorribile, vi sarà un avvicinamento tra i due. Ringrazio allora Alessandro per aver accettato l'incarico di vice sindaco. A lui inoltre sono attribuite le seguenti deleghe: lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, associazionismo, sport e politiche della cooperazione interregionale. Ho nominato Matteo Campanerut assessore al bilancio e programmazione economica, all'amministrazione efficiente, alle attività produttive e all'attuazione del programma. I referati al sociale, alla cultura, alle politiche giovanili e alle pari opportunità sono stati attribuiti all'assessore Cinzia Daneluzzi. Infine, ho nominato assessore esterno Valerio Bortolussi, alla quale spettono i referati all'ambiente, all'agricoltura e alla partecipazione civica. In qualità di sindaco ho ottenuto le seguenti competenze: l'istruzione, la protezione civile, la sicurezza, la polizia locale, le convenzioni intercomunali, i rapporti istituzionali, la riforma dello statuto e dei regolamenti, in ultimo i finanziamenti europei. Tutte le deleghe, nessuna esclusa, saranno gestite in forma collegiale attraverso i gruppi di lavoro già individuati tra i consiglieri Daniele Daneluzzi, Luigi De Munari, Dario Mucignat, Luca Pellegrini, Fabio Pidetta e i consiglieri non eletti Alessandra Bagnariol, Damiano Biasin, Chiara Caccaro e Valentino Paretti. Nei prossimi anni sarà applicato un turnover giuntale ai consiglieri, in modo da permettere ai membri della lista Camaggiore di fare la dovuta esperienza amministrativa, in linea con quanto abbiamo già fatto negli ultimi 5 anni. Per questo primo periodo, e nell'ottica di permettere ad altri membri consiglieri di fare tale esperienza, il gruppo ha scelto, e lo ringrazio,
il consigliere Daniele Delle Nuzzi, come capogruppo consigliare. A lui va il mio augurio di un proficuo lavoro. Mi rivolgo ora ai due gruppi di minoranza. È nostro obiettivo coinvolgervi nell'amministrazione di questo comune, nella misura in cui la vostra esperienza potrà arricchire i progetti, il programma e arricchire inoltre di linfa nuova il processo partecipativo a cui aspiriamo. Il segnale che la popolazione ci ha dato è chiaro: il Paese ha bisogno di unità. Mi rivolgo infine ai cittadini. Nei prossimi anni dovremo vincere sfide che mai avremmo pensato di affrontare fino a qualche anno fa. La crisi, l'impoverimento della nostra società, le difficoltà delle nostre aziende, la pressione fiscali sono tutti elementi che ci offrono la possibilità di mettere in gioco il meglio che la nostra comunità possiede. Per questo avremo bisogno dell'aiuto di tutti, un patto generazionale che ci permetta di ritornare a vedere il futuro con ottimismo e serenità. Grazie.